tutti e buon pomeriggio, ben ritrovate. Come vi ho accennato nel mio precedente video, questo pomeriggio voglio esporvi qualche creazione utile come suggerimento per i pensierini di Natale. La settimana che sta per entrare, infatti, è l'ultima prima delle festività natalizie e quindi siamo agli sgoccioli per la ricerca del pensierino utile, del regalo simpatico e piacevole per i nostri cari, per i nostri amici, per i nostri familiari. Io vi voglio suggerire qualche coprispalle, anche se il colore è prettamente natalizio e quindi adatto proprio ad essere regalato in questi giorni, ma se coordinato con un abbigliamento a contrasto e con un abbigliamento molto colorato, possono essere utilizzati anche tutto l'inverno, non necessariamente per le festività natalizie. Vado a mostrarvi questi tre coprispalle. E allora, principalmente questo che è un modello stola, maglia di lana rossa con una bellissima frangia in filato di lana crizia, il filato quello lana seta che vi ho esposto anche in altre creazioni, che è arricchito da un filato lurex oro. Faccio vedere, lo avvicino così vi faccio vedere il filato. Ecco qua, vedete il filato lana crizia, ma è arricchito da un lurex dorato e quindi molto luminoso. Può essere utilizzato come coprispalle perché grazie a questa bottonatura può essere utilizzato come sottogiacca, come coprispalle. O semplicemente può essere utilizzato come una bellissima ed elegante stola. Questa balza crizia è molto elegante, molto raffinata e quindi la rende adatta come accessorio per le feste natalizie. Adesso vi mostro quest'altro modello. Questo modello di coprispalle, sempre in maglia di lana rossa, sempre con questa rifinitura in lana seta crizia. In questo caso però abbiamo la versione coprispalle, vedete, con questi laccetti si può indossare in modalità coprispalle, quindi avere la bottonatura, guardate che elegante questa bottonatura, con la rifinitura per tutto l'intero colletto. Quindi questa bottonatura che fa da coprispalle e sottogiacca, allo stesso tempo la possibilità di essere utilizzato, guardate che simpatico l'effetto che fa, oppure slacciando i laccetti, se non li si vuole in modalità coprispalle, slacciando i laccetti lo si trasforma nuovamente in stola, vedete, e quindi da coprispalle con il polsino lo si ritrasforma nuovamente in stola. Quindi doppia modalità, doppio uso ed elegantissimo. Vedete, io l'ho adattato con questo top in laminato oro, quindi estremamente natalizio, ma basta mettere un total black o un abbigliamento di colore chiaro, beige e gru, e quindi lo si può utilizzare tranquillamente tutto l'inverno. Sempre questa modalità coprispalle, abbiamo quest'altro modello, in questo caso la maglia di lana rossa, in questo caso non ha la rifinitura di lana crizia perché ho applicato alla base della sciarpa, ho applicato questa serie, la lavorazione è tutta uncinetto, come potete vedere c'è tutta questa lavorazione uncinetto. Alla fine ho applicato tutte queste sferette colore perla e questi fili lurex d'oro, anche questa in modalità da poter utilizzare in modalità
con la manica come coprispalle. Vedete che simpatico anche questo effetto, guardate, come spiritoso e come giovanile questo effetto con queste perline, con questa frangia. Ma si può utilizzare tranquillamente slacciando, anche in questo caso slacciando il laccetto, si può utilizzare, quando riesco a trovare il laccetto, ecco qui, e si ritrasforma nuovamente in una stola. Si allarga, si tira via, ecco fatto, e si è ritrasformato in una bellissima stola. Ed il disegno delle perline e della balza uncinetto è cambiato, perché una volta che lo si apre, lo si allarga, cambia il disegno, ma è simpatico ugualmente, piacevole, elegante ugualmente, molto particolare. E qui in questa modalità si ritrasforma in una sciarpa, in una stola. Lo si può anche indossare avvolto così nel collo, con la doppia o il doppio giro nel collo. In questo caso io ho applicato questo piccolo braccialetto che è sbottonabile, questo piccolo braccialetto con questo che richiama le perline e con questo simpaticissimo serpente con degli strass rossi, quindi molto molto natalizio se lo si usa per queste festività. Questo braccialettino che si sbottona, ecco qua, si toglie e quindi la sciarpa può essere utilizzata tranquillamente come si vuole, e quindi non più arrotolata due volte, ma la si può utilizzare, ecco fatto. Invece in quel modo, come l'avevo proposta io, con la doppia arrotolatura avvolta attorno al collo, è un'idea graziosa, un'idea originale. Sempre per quanto riguarda le idee coprispalle, vi ripropongo questi coprispalle che vi avevo già proposto in precedenti video, ma in questo momento ve li ripropongo in quanto, avendo, anche se il tortora è un colore neutro, ma in questo caso per esempio abbiamo questa bellissima fascia in colore oro che viene ripresa anche nelle frange, vedete, presente anche nelle frange, quindi questo oro fa sì che si può adattare tranquillamente in un abbigliamento festivo, un abbigliamento natalizio. Questo modalità coprispalle, rifinito tutto per quanto riguarda tutto l'intero perimetro ad uncinetto, ma può essere utilizzato tranquillamente anche come stola, quindi o con maniche o come stola. Anche in questo caso, anche questa ve l'avevo proposta nel precedente video, anche in questo caso abbiamo questa bella stola, sempre con la possibilità della modalità coprispalle, un bellissimo filato melage con paillette e lurex oro, quindi adattissimo, anche se il colore tortora è un neutro, ma è adattissimo alle festività natalizie. Così tranquillamente a sciarpa, chiudendo i laccetti lo trasformiamo in coprispalle. Vi ho mostrato dei pensierini, dei regalini un po' più impegnativi. Adesso vi faccio vedere dei regalini che possono essere più adatti anche a una persona più giovane e quindi meno impegnativi, come ad esempio questo graziosissimo, questa graziosissima sciarpa, che però è alleggerita da questi piccoli particolari in tartan, che riprende i colori anche nella frangia, quindi la rende abbastanza colorata, abbastanza giovanile, adatta anche a una ragazzina.
con la sua borsetta, eventualmente con la sua borsetta coordinata. Vedete, la borsa richiama sia la maglia rossa della sciarpa, sia nella maglia rossa abbiamo il richiamo del, vedete questo richiamo della stessa stoffa della borsa, e nella frangia abbiamo tutti i colori del tartan, quindi il verde, il blu, quindi un'idea veramente graziosa e molto giovanile. Eventualmente la borsetta, se non la si vuole interamente in tartan, è possibile anche in jeans. Oppure possiamo parlare adesso di qualche pensierino. Ecco qui, ve li ho proposti nel precedente video, questi simpatici cappellini. Sono dei pensierini molto, molto graziosi e meno impegnativi, quindi adatti a qualsiasi età. Questo cappellino con questa retina, con questa veletta, veletta che si può alzare, quindi metterla anche solamente da un lato, quindi non calata sul viso. Si può indossare in qualsiasi situazione e anche adatta a diverse età, come si vuole indossare, come si vuole utilizzare, sia nella versione viola che nella versione verde. Vedete, il colore la rende molto giovanile, ma allo stesso tempo può essere anche indossata in modalità elegante, quindi anche festiva. Come piccolo pensierino abbiamo anche la possibilità di regalare questi graziosissimi accessori. Questi sono degli scaldabraccia in maglia, rifiniti con la cucitura non cucitura, fatta all'uncinetto, sempre al solito, e queste simpaticissime roselline, vi faccio vedere indossate. Ecco qui la rosellina con una sua piccola asola da poter indossare nel dito. Ecco qui. E quindi lo scaldabraccia si trasforma in un simpaticissimo accessorio indossandolo. Sbagliato dito. Ecco qua. Guardate che elegante. Vedete? Nella sua semplicità, molto elegante. Sia in versione così semplice, solo con un po' di lurex nella cucitura, oppure con questo lurex, questo disegno all'inglese, sempre con la sua rosellina, con la soletta da poter inserire sempre nel dito. Anche questo è un comodo se siamo vestiti in maniera scollata, con un abitino scollato, è comodo come accessorio, ma è anche molto elegante, originalissimo. Andiamo a un altro genere di idea, pensierini. Ecco qua, le spillette, le mie spillette fatte a mano. Giro un po' con la luce, ecco qua, guardate che sono belle, molto particolari ma anche eleganti. Questa ha tutta la rifinitura in lurex oro, perline a goccia e queste foglioline in metallo dorato, molto elegante, molto bella, sempre sullo stesso genere.
abbiamo anche questo tipo di fiore con dei petali un po' diversi. Ogni spilla è un disegno a sé perché la invento al momento, quindi non ce n'è una che è uguale all'altra, non ne potete trovare mai una uguale all'altra, perché ogni volta che ne invento una la lavoro al momento e quindi non riesco, io stessa non riesco a riprodurla. Su questo genere di spillette, ecco qua, queste prettamente festive, guardate che sono belle eleganti. Questa è quasi interamente con il filato seta, lana seta Crizia, vedete, questa è la sua etichetta, lana seta Crizia. Doppio petalo, sia questo infilato Crizia che poi c'è la lavorazione sua in nero con delle perline sempre in tinta rossa a goccia. Oppure questa molto più colorata, guardate che graziosa, rosso, oro, verde per le foglioline, su un bellissimo cappotto nero, anche su un maglioncino, su un lupetto nero, stanno veramente graziosissime e spezzano un abbigliamento, magari un total black. Oppure si possono adattare dove si voglia, dove si vuole, non qualsiasi capo di abbigliamento. La spilletta è anche per fermare le stole che vi ho fatto vedere, le sciarpe che vi ho fatto vedere. Oppure abbiamo delle versioni un po' più colorate. Vedete, queste sono un po' più leggere, un po' più colorate. Il filato quello melage con l'urex oro e le paillette, i cristallini gialli e questa perla centrale. Oppure questo in rosa con il cristallino verde al centro che riprende le foglioline verdi, o anche questa che può essere indossata come coccardina così o come fiorellino con i suoi petali. Sono una più simpatica dell'altra e ripeto, sono tutte pezzi singoli, non ce n'è una uguale all'altra. Questa ha la particolarità che è tutta in lurex argento, le sue foglioline, doppio petalo, ma alla fine c'ha questo dolcissimo angioletto applicato su un bavero di cappotto, è delizioso. O anche può essere applicato in una borsa, non è detto che debba essere forse indossato su abbigliamento, anche su come decorazione in una borsa o decorazione in una stola, in una sciarpa. Abbiamo questo è interamente in laminato argento. Una serie di fiorellini uno sull'altro. E questo invece color tortora con il filato quello melage, cristallini in tinta, adattabilissima alla stola che vi ho fatto vedere poco fa con le manichette a coprispalle. Care amiche, penso di avervi dato qualche suggerimento utile, qualche idea simpatica, graziosa, piacevole
ce ne sono di impegnative, meno impegnative, insomma qualche idea ve l'ho data per i pensierini di Natale, per alleggerirvi da questa rincorsa al regalo dell'ultimo momento. Se avete scelto qualcosa, se vi è piaciuto qualcosa o vi è venuta in mente qualche idea personale da personalizzare, mi potete contattare tranquillamente. Cari amiche, ci vediamo al prossimo video. Grazie sempre.